si riversa nei suoi componimenti. Adesso egli ha avvertito il bisogno di comunicare in lingua, consegnandoci ben 46 sonetti compresi nella raccolta Amor ti tocco. E poi continua: Nino Barone è il poeta della spontaneità degli affetti. Leggendolo, lo sguardo sembra immergersi in un mondo ricco di sospetti slanci che provano effetti catartici, di purificazione e di liberazione da tante scorie esistenziali. La sua è in realtà fatta di risposte schiette, pacate e delicate a domande inquietanti. Fa rivivere l'emozione di un magico momento che richiama l'incontro con Beatrice, di cui Dante parla nella Vita Nova. Allora passo adesso la parola a Nino Barone per concludere anche la serata, ma c'è una richiesta che arriva, una richiesta a cui non si può dire di no, perché arriva dalla mamma di Nino, la signora Angela, che dice: Gino, tu sei bravissimo a leggere le poesie, sicuramente, però la mamma dice: ho l'esigenza di sentire una poesia recitata anche dal figlio. Allora l'intervento di Nino e poi facciamo anche contenta la mamma. Io, prima di accontentare mia madre, vi spiego una cosa. Perché ho affidato a Gino Adamo, di cui ho massima stima, anche lui con me ha condiviso tantissimi momenti e tante volte è stato dicitore, declamatore, voce recitante, diciamo, in diverse manifestazioni da me organizzate. Perché il mio intercalare è un intercalare siciliano. Cioè io, per dire, quando in italiano molto spesso a D la trasformo in T, perché ho questa, questa ormai incarnazione sicula che non riesco a venire, diciamo, a farne a meno. Quindi io preferisco che lo faccia una persona che con la lingua italiana ha, un rapporto di prim'ordine, mentre mi sento più sicuro, più padrone e sicuro di me stesso quando invece recito in siciliano, perché come ripeto è la mia lingua, quella che sento in maniera, sento, vedete l'accento che e questo io ho rispetto anche di queste cose, sono magari per qualcuno possono essere sottigliezze, io invece